Non ha paura di venire ricordato come quello che ha spaccato l'Italia. Ma no, perché questo non è lo spacca Italia, non è la secessione dei ricchi, non è tutto quel mare di scemenze che si leggono, ma è la visione di modernità di un paese. Esattamente quello che accade in Germania, che accade negli Stati Uniti, che accade in Svizzera, che accade in Gran Bretagna. Se dopo qualcuno ha come modello la Grecia e non gli Stati Uniti, questo è un altro problema. L'irrinunciabile partita è nelle buone mani di Matteo Salvini. A ritorno da Roma Luca Zaia ribadisce e garantisce: si va avanti in ogni caso nonostante gli ostacoli che fanno slittare i tempi e arrabbiare i veneti. Tutto questo mentre proprio da Roma arriva il nuovo attacco, l'appello lanciato dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, un cartello di forze politiche, sociali e sindacali contro l'autonomia che distruggerebbe l'unità nazionale e l'uguaglianza dei diritti. Zaia le rimanda al mittente, così come il timore di una deriva egoistica fatto intendere dal numero uno dell'autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone. E il fatto di temere derive egoistiche o che ci siano disparità è ragionevole e posso capire anche umanamente comprensibile. Leggendo poi il progetto si capisce che non è così, ma del resto lo sa benissimo anche il dottor Cantone che stiamo parlando di un progetto che è previsto dalla Costituzione. Ma c'è soprattutto quel Sud che secondo il numero uno di Palazzo Balbi non è rappresentato dalle istituzioni che attaccano continuamente l'autonomia. C'è una foresta che cresce al sud che è con noi, che c'è una foresta di cittadini che non ha oggi voce, gli sprechi della Sicilia che ha 4 corti d'appello e il Veneto ne ha una. Noi abbiamo gli stessi abitanti della Sicilia, la Sicilia ha 4 corti d'appello e il Veneto ne ha una, i 22.000 forestali della Sicilia e i 400 del Veneto. Dico che gli sprechi di una regione come la Sicilia non sono un danno per il Veneto, non sono un danno per la Lombardia, ma sono un danno per i cittadini siciliani. Intanto però c'è un rapporto schizofrenico con gli alleati di governo e quella parte del Movimento 5 Stelle che tira il freno a mano. Ormai questa resistenza non ha nessun senso, ammesso non concesso che ci sia, visto e considerato che la quasi totalità delle regioni italiane chiede l'autonomia. Se dovessimo pensare a quelle che ancora non l'hanno chiesta, pensiamo alla Puglia, pensiamo alla Basilicata e alla Calabria. Tutto il resto è autonomia. Ovvio è che se non passasse l'autonomia è inevitabile che di difficoltà ce ne sarebbero, ma come potrebbe accadere se non passasse qualche altro grande progetto del contratto di governo. E i tempi che si dilatano. Salvini giura si chiude la partita prima delle europee, ma in pochi ci credono. Zaia si mantiene cautamente ottimista, indicando comunque il 2019 come anno chiave e lanciando un segnale sibillino che tanto sibillino non è. Eviterei di dare date perché poi le date non competono a me, visto e considerato che poi c'è una discussione da mettere in piedi in Parlamento, ma nel bene o nel male ne verremo fuori da questa partita, assolutamente ne verremo fuori.